Sentiamo se Spada Domenico vuole rilasciare queste spontanee dichiarazioni. Presidente, mi scusi, è al telefono con il suo difensore Eccomi, di fiducia, Presidente. l'avvocato Di Michele. Non ho capito. Ah, ok. Era al telefono con me, ma prima delle sue dichiarazioni sono in grado anche di anticiparle la richiesta Prego. che vorrebbe fare. Chiedo venia di farla intanto in udienza e diciamo all'inizio della stessa. Purtroppo mi devo allontanare e ritengo sia opportuno anche farla qui oralmente. Sì, no, l'unica cosa è che si tratta di, se si dovesse trattare di richieste, istanze sui colloqui, perché va fatta l'interlocuzione con la casa che è successo al carcere in conseguenza del rigetto del tribunale ultimo sulle 2 chiamate in più da fare nei confronti dei figli, che sembrerebbe averlo inteso come una revoca totale di tutti i colloqui. E mi rappresenta sia la famiglia che lui dal carcere, che il carcere, diciamo, non leggendo minimamente il suo provvedimento, che si riferiva a una richiesta, no, di ulteriori 2 telefonate di 20 minuti con i figli, ha preso atto del rigetto intendendolo come praticamente totale. Sì, allora, sapete che sono stata assente qualche giorno e le colleghe mi stanno rappresentando che in realtà è stata decisa esclusivamente un'istanza proveniente dall'imputato, esatto, relativamente al colloquio con la madre. Non sono state prese in considerazione istanze con i figli, aggiuntive o integrative, sostitutive, nulla? Il provvedimento del 10 dicembre non riguardava delle telefonate anche? Ma riguardava soltanto un'istanza del detenuto di una telefonata straordinaria con la madre. Questa era l'unica istanza che il Tribunale ha valutato. Al di là di tutto questo, che ovviamente diciamo siete sicuramente più voi ad averne contezza, perché sono istanze che da noi non passano minimamente, gli hanno revocato i colloqui anche con la moglie e di converso anche con i figli, intendendo questo rigetto un rigetto fondamentalmente totale. Quindi chiedo al Tribunale di esplicitare e di ripristinare quantomeno la vecchia organizzazione. Il Tribunale si riserva, valutando se sono arrivate eventuali diverse richieste anche dal carcere stesso, perché mi sembra strano che abbiano... Io ieri ho chiamato. Se l'oggetto del provvedimento era esclusivamente il rigetto di un'ulteriore richiesta di colloquio, penso che non vuol dire revocare i precedenti colloqui, forse c'è qualche aspetto che sfugge all'attenzione sia nostra. A disciplinare non ne dubito, anche perché se no ne avremmo contezza. Potrebbero essere legati magari a dei mutamenti di quadro normativo rispetto ai presupposti per quei colloqui, non so, erano colloqui con i figli? I colloqui che ha sempre fatto dal 5 agosto scorso. Erano colloqui con i figli e la moglie, ma che ha sempre regolarmente fatto da quando questo procedimento erano colloqui aggiuntivi o colloqui straordinari o colloqui ordinari? Colloqui ordinari e straordinari. Okay. E aveva ottenuti tutti. Il problema è che a quanto ho capito io, anche chiamando telefonicamente il carcere, non lo nego, ieri mattina sono passato anche in cancelleria per anticiparla questa questione da sottoporvi. Il carcere non ha sentito ragioni, dicendo: avvocato, qua mi è arrivato, visto si rigetta e quindi gli abbiamo tolto tutto. Così mi è stato risposto al telefono, io così rappresento il Tribunale. Si riserva di verificare i provvedimenti assunti e se siano o meno pervenuti istanze dal carcere. In ogni caso, siccome questi colloqui tutto passa attraverso l'ufficio matricola, che ne deve avere piena contezza, e gli sfugge questa contezza quando vengono assunti provvedimenti fuori, cioè in udienza, suggerirei comunque che il detenuto eventualmente formalizzi una nuova istanza, anche eventualmente di mero ripristino, come la vuole chiamare, perché insomma passi attraverso l'ufficio matricolo l'istanza del detenuto. È sempre meglio procedere in questo modo e poi il Tribunale provvederà sicuramente. Allora faremo così, Presidente. Consiglio di fare una nuova istanza in modo che possa passare attraverso l'ufficio matricola, che verifica quindi anche i presupposti dei provvedimenti già in essere o quant'altro. Va bene? Va bene. Io non vorrei che si sia creato un piccolo malinteso tra il Tribunale e il carcere, perché alcuni colloqui non sono passati per voi, altri invece sì,
Io credo che non ci sia chiarezza anche sotto questo aspetto. No, forse alcuni colloqui sono quelli precedentemente autorizzati in fase processuale fondamentalmente diversa. hanno unito i due momenti processuali ritenendo il suo rigetto come se fosse retroattivo fondamentalmente di tutti i colloqui. Magari ha una spiegazione anche più semplice di quella che può apparire, poi vedremo. Va bene? Sono colloqui famiglia. Sì, ho capito perfettamente. La ringrazio, Presidente. Va bene, grazie a voi. Allora, possiamo fare entrare il test previsto per oggi? È presente? Presidente sì. da Roma. Aspetta solo. Spada voleva fare una dichiarazione, prego, allora, velocemente. Sì, grazie. Illustrissima Presidente, buongiorno. Allora, le giungo che innanzitutto io ho fatto una semplice domandina in quanto ero stato autorizzato ad effettuare per la prima volta i colloqui straordinari. Subito dopo questa mia domandina che ho fatto all'ufficio comando, dopo chiaramente che mi è stato notificato verbalmente che mi ha accettato di fare i colloqui straordinari per la prima volta, dottoressa, feci stesso, siccome ho fatto già l'ordinario, una domandina per poter fare un colloquio con mia mamma, in quanto già è autorizzata dal 6 di agosto 2018 già a conferire con lei. Ad oggi mi arriva un rigetto veramente assurdo, in quanto mi dice anche che non posso neanche più parlare con mia mamma e con mia moglie. Io se vuole, dottoressa, gli faccio tutto l'elenco che da quando ho chiamato mia moglie, da quando sono stato autorizzato, e anche mia mamma. Io ad oggi, dottoressa, le chiedo cortesemente il ripristino di 4+2 colloqui straordinari e soprattutto anche le due chiamate ordinarie e le 2 straordinarie, ma soprattutto, dottoressa, che mi si venga dato il nulla osta per poter parlare con mia mamma e soprattutto con mia moglie, in quanto già gli stessi sono in contatto con loro da quando abbiamo effettuato le prime videochiamate. Quindi, dottoressa, se lei mi dà cortesemente questa urgenza, perché io sono veramente molto addolorato per questo problema che è stato effettuato sia dalla parte direzionale del carcere che dal tribunale. Va bene. Quindi le chiedo alla signoria vostra di potermi ripristinare i miei colloqui e di darmi soprattutto il nulla osta per poter conferire con mia mamma e soprattutto con mia moglie, che è la mamma di 3 figli minori, dottoressa. Va bene, allora diciamo c'è un'istanza in questo senso anche il detenuto, le consiglio comunque di passarla anche attraverso l'ufficio matricola, sia gentile, perché è meglio per evitare possibili fraintendimenti. Il tribunale, va bene, il tribunale su questo si riserva, quindi comunque un'istanza, scusi un attimo, aspetti un attimo, un'istanza di ripristino dei colloqui già autorizzati con la moglie e con la madre. E delle telefonate? Sì, colloqui telefonici e visivi, sì, va bene. Che colloqui visivi. Va bene, d'accordo. Formalizzi però un'istanza puntuale presso l'ufficio matricola, così è meglio questo passaggio. La mia prima cosa è fare quella, però nel frattempo, dottoressa, che mi si venga dato il nulla osta per poter conferire sia con mia mamma che sia con mia moglie, in quanto mi è stato vietato. Va bene, su questo il tribunale si riserva. Adesso valuterò i provvedimenti già assunti, perché io sono stata anche assente qualche giorno, quindi vediamo se c'è stato qualche fraintendimento. Va bene, a posto. La ringrazio tanto e buona giornata. Allora, oggi avevamo il test Mazzoli, giusto? Che è presente. Lo possiamo far accomodare, possiamo far entrare il test. Presidente, scusi, da Roma, Re Bibbia. Prego. Presidente, una precisazione per l'imputato Spada Celeste del 53, mi dice che oltre l'avvocato Colemme ha nominato l'avvocato Capezzuoli. Angela non aveva nel vecchio verbale, c'è Capezzuoli per Spada Celeste. Allora diamo atto quindi che sì, no, nel vecchio, forse in questo verbale qui era indicato soltanto Golemme. Va bene, allora vediamo un attimo che controlliamo la posizione di Spada Celeste. Qui è riportato sempre solo Golemme, ma lei aveva nominato poi anche Capezzuoli, mi raccomando. Ah, sì? Eh sì, l'ha nominato un paio di udienze fa, non si ricorda? No, e niente, forse non l'ho proprio recepito. Allora, aspetta un attimo. Risulta anche a te, no? Aveva integrato con la nomina di Capezzuoli un paio di udienze fa, 2 o 3 giorni. 17 febbraio. 17 febbraio. Guida. Capezzuoli. Guardo.
Va bene, allora diamo atto che appunto l'imputata Spada Celeste fa presente di aver come codifensore dell'avvocato Colemme l'avvocato Capezzoli, che è presente. Va bene, allora possiamo, buongiorno. Allora, buongiorno. Buongiorno Presidente. Buongiorno, allora, si deve impegnare a dire la verità, legga la formula di rito. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, le sue generalità. Sono il maggiore Giorgio Mazzoli, in servizio presso la sezione anticrimine del ROS di Cagliari attualmente. E all'epoca invece dei fatti di cui narra nella sua deposizione? Sì, perché all'epoca dei fatti ero in servizio presso il reparto anticrimine di Roma, sempre del ROS. Perfetto, sempre del ROS. Perfetto. Allora, è autorizzato alla lettura degli atti in aiuto alla memoria, vedo anche un computer e quindi è autorizzato per questo. Prego, pubblico ministero. Grazie Presidente, buongiorno Maggiore. Buongiorno. Allora, abbiamo già chiarito che lei è stato in servizio al ROS di Roma. Cortesemente, in che articolazione del ROS di Roma e da quando a quando? Io sono stato in servizio presso il reparto anticrimine di Roma, che è l'articolazione territoriale del raggruppamento operativo speciale. Il raggruppamento operativo speciale si articola in una organizzazione centrale con reparti investigativi e un'organizzazione territoriale su ogni distretto di Corte d'Appello, con sezioni in ogni distretto di Corte d'Appello, e per Roma c'è il reparto anticrimine. Ed io facevo parte appunto di questa articolazione territoriale. Ho fatto parte dell'articolazione di Roma dal 2011, dall'ottobre del 2011 fino al 2014, settembre del 2014. D'accordo, fatta questa premessa, le volevo chiedere da un punto di vista generale e ovviamente in maniera sintetica, perché non è tema centrale del processo, ma insomma serve un po' per inquadrare le domande che le verrò facendo successivamente. E in questo senso le volevo chiedere di un procedimento che il ROS ha trattato, il numero 30546/10, da voi poi convenzionalmente denominato Mondo di Mezzo. Le volevo chiedere, torno a dire in maniera sintetica, un po' se ci spiega da cosa erano partite quelle indagini, quali sono stati i focus di indagine e un po' gli approdi, almeno da un punto di vista investigativo, poi processuale lo vedremo. L'attività di indagine convenzionalmente chiamata Mondo di Mezzo è stata una articolata attività di indagine che si è sviluppata appunto tra il settembre del 2011 più o meno sino al 2014. È un'attività che ha seguito principalmente il reparto anticrimini di Roma e in un secondo momento anche il secondo reparto investigativo dell'organizzazione centrale. Quindi scusi, la dico in maniera rozza, il reparto sovraordinato rispetto al reparto anticrimini. Non è sovraordinato, fa parte dell'organizzazione centrale. Dell'organizzazione centrale e non quella territoriale. Rispetto non quella competente sul distretto di Corte d'Appello. Inizialmente era io arrivo nell'ottobre del 2012, l'attività era appena partita, le attività 2011. In particolare del 2011, mi scusi, in particolare l'attività intercettiva era partita da pochissimo, da quasi un mese, con un'iniziale prospettazione di attività di un gruppo dedito al riciclaggio e al riimpiego di proventi illecitamente acquisiti, tra cui spiccava il noto pregiudicato Massimo Carminati, sul quale erano state iniziate degli approfondimenti investigativi e delle attività di intercettazione. Ora, da questo presupposto, le fasi investigative si sviluppano nel corso del tempo, quindi abbiamo una prima fase investigativa che arriva fino al settembre del 2012 più o meno,
con questa iniziale prospettazione indiziaria. Vengono fatte tutta una serie di accertamenti, sia di carattere intercettivo che ovviamente anche di servizi di pedinamento a sostegno di questa ipotesi, e ne viene intanto ricostruito il suo circuito relazionale, i suoi interessi, in particolare i contatti con altri pregiudicati a lui storicamente legati come Riccardo Bruggia ed altri, fino a che tra il settembre del 2012 e il gennaio del 2013 vengono acquisite delle importanti captazioni intercettive che inducono a ritenere che la struttura di cui si stava indagando non facesse esclusivamente riciclaggio o reimpiego. Ricordiamo che Massimo Carminati all'epoca aveva appena finito di scontare la pena per il furto al cavò di Piazzale Clodio. Quindi questa prospettazione poi si è ampliata con diverse acquisizioni intercettive, segnatamente sono 3, che vanno dal dicembre del 2012 al gennaio del 2013, e che portano nel febbraio del 2013 a ipotizzare l'esistenza sulla capitale di un'organizzazione dedita a una pluralità di reati caratterizzata dal metodo mafioso, e quindi un'ipotesi ex 416 bis. Questa ipotesi poi processualmente non ha superato il vaglio della Corte di legittimità, e quindi è caduto sostanzialmente il 416 bis e è rimasta l'associazione semplice. In questo contesto investigativo, nel giugno del 2012 si inserisce l'attività più propriamente investigativa del secondo reparto investigativo del ROS centrale. Questo perché? Perché questo avviene attraverso un'intercettazione da noi acquisita come reparto anticrimine, ma mal interpretata, nel senso che avevamo fatto un'errata identificazione dell'interlocutore di Massimo Carminati. Massimo Carminati parla con, mi pare fosse un ambientale, parla con un soggetto che chiama Maurizio, dove si parla appunto di compravendite di terreni, insomma affari immobiliari di questo tipo. Il reparto erroneamente identifica questo soggetto in un tale Caracciolo Maurizio, cognato di Marco Iannilli. Marco Iannilli era un commercialista, anche lui più volte indagato, proprietario della villa nella quale Carminati a Sacrofano in quel momento dimorava insieme a Marina Alessia. Quindi, visto il patrimonio investigativo e informativo che il secondo reparto investigativo, che aveva condotto diverse attività di indagini, in particolare su Marco Iannilli, e quindi era già a conoscenza, viene codelegato per lo sviluppo di quello che sembrava un filone di attività di compravendita immobiliare. In realtà, proprio grazie al loro patrimonio informativo e quindi anche alla conoscenza diretta rispetto a questi soggetti, identificano correttamente l'interlocutore non in Maurizio Caracciolo, bensì in Gaglianone Agostino, detto Maurizio. All'epoca già disvelarono l'interessamento di Gaglianone Agostino, che è un imprenditore, all'epoca, se non erro, titolare di una ditta di materiali edili, e quindi disvelarono quelli che erano le cointeressenze, quindi gli interessi di Massimo Carminati e Agostino Gaglianone, che in quel momento era impegnato dei lavori di adeguamento del campo nomadi di Castel Romano. Castel Romano è un'ampia area di terreni pubblici e privati che all'epoca fu destinata a ricollocare una serie di famiglie nomadi da altri campi, e quindi appunto iniziarono un'attività investigativa propriamente detta su
anche loro su Massimo Carminati, in quel momento Agostino Gaglianone, e su quello che era la parte committente sui lavori di adeguamento del campo di Castelromano, cioè la Erikes 29, che era un consorzio di cooperative che faceva riferimento a Salvatore Buzzi. Quindi vengono circoscritte tutta una serie di attività importanti, che porteranno poi questo segmento investigativo a tutta una serie di condotte illecite, di corruzione, turbativa d'asta, eccetera, che sono state eseguite propriamente dal secondo reparto. Ovviamente in questo contesto era risultato da subito evidente che le cose non potevano marciare separate, e quindi i due reparti, cioè il reparto anticrimine, che si è occupato poi di quella che può essere definito un filone investigativo più prettamente criminale, e il secondo reparto investigativo, che invece ha seguito quello che erano un filone investigativo relativo a appunto reati di corruzione e più in generale con i contatti con la pubblica amministrazione, ovviamente convergevano, e quindi poi si è formato un pool investigativo e si è arrivati poi all'attività processuale di Mondo di Mezzo. Perfetto, quindi se capisco bene, tutto ciò che riguarda Castelromano, i rapporti Carminati-Buzzi, Carminati-Gaglianone erano attività che ha curato il secondo reparto, di cui voi eravate a conoscenza nello scambio informativo che avevate, però non era il vostro focus di indagine principale. Assolutamente. E quindi, muovendo da questo presupposto, le volevo chiedere anche qua in sintesi, perché anche questo serve poi per far comprendere le domande che le verrò a fare di qui a un attimo, se che tipo di rapporti le consta, le risulta, premesso sempre che è un'attività seguita dal secondo reparto, avessero Carminati, Buzzi e Gaglianone in relazione a questo segmento di indagine che lei ci ha appena sintetizzato. In particolare proprio nell'affare di Castelromano i tre erano strettamente legati, perché dall'attività investigativa è emerso e intercettiva, e poi ovviamente dai riscontri poi operati dai colleghi del secondo reparto, è emersa una stretta correlazione fra questi soggetti. In particolare Massimo Carminati è stato, veniva identificato come un investitore di una cospicua somma di denaro sul campo nomadi, sui terreni, sull'adeguamento e sui terreni del campo nomadi. Agostino Gaglianone era colui che faceva materialmente i lavori sul campo nomadi, e Buzzi ovviamente era la parte aggiudicataria per il pubblico dell'attività. Quindi in questo specifico affare loro tre erano strettamente legati, erano strettamente correlati, certamente. E quindi la cooperativa di Buzzi era l'aggiudicataria dell'appalto per l'adeguamento? Che mi ricordi era la Erikes 29, che è il consorzio di cooperative nelle quali poi ovviamente confluivano le diverse cooperative che facevano capo a Salvatore Buzzi, come la 29 giugno. Chiariti questo contesto preliminare, lei ha accennato ad una questione di cui vi siete invece occupati voi, cioè quelli che erano i rapporti, o meglio, forse non l'ho detto, glielo chiedo, se nell'ambito delle indagini fatte con obiettivo principale Massimo Carminati, voi avete accertato anche rapporti e relazioni che Massimo Carminati aveva con altri soggetti di interessi investigativi. Mi interessa capire le aree e poi verrò approfondendo eventualmente altre circostanze. Certamente, perché ovviamente nella nostra prospettazione investigativa era chiaro che il sodalizio che a quel punto era emerso
il gruppo criminale che faceva capo appunto a Massimo Carminati, per noi era fondamentale capire che tipi di relazione, se c'erano, avesse con le altre realtà criminali presenti sul territorio della capitale. Quindi nel corso dell'attività investigativa abbiamo documentato tutta una serie di rapporti, incontri, a volte cointeressenze, a volte in posizione come regolatore di rapporti fra appunto queste realtà, tra cui per esempio Ernesto Di Otallevi, per dirne uno, Michele Senese, rapporti con Michele Senese, e in un'occasione anche veniva fatto cenno a Luciano Casamonica. Allora, mi interessa proprio Luciano Casamonica, quindi le volevo dire innanzitutto se, in caso positivo, che tipo di rapporti vi erano tra Casamonica, Luciano e i soggetti che lei ci ha menzionato, cioè Carminati, Buzzi e quant'altri. Se questo vi era emerso, se ci vi fossero dei rapporti, intendo dal punto di vista formale, poi vedremo i rapporti di natura sostanziale, ma se vi erano dei rapporti di natura formale tra Casamonica, Luciano e questi soggetti. Sì, Casamonica, Luciano classe 68 intendo. Sì, in realtà erano emersi già dalle attività di appunto investigative su in particolare la cooperativa 29 giugno e i rapporti con il campo nomadi di Castelromano, come Casamonica Luciano era, diciamo, quantomeno per un periodo stato inserito quale diciamo, mediatore culturale, servizio di sicurezza, guardiania per il campo nomadi. Prego, scusi, l'ho interrotta, poi le faccio una domanda, prego. Dicevo, quindi esistevano dei rapporti alla luce del sole rispetto questo impiego di Casamonica, impiego che per quanto ci constava dall'attività intercettiva era un impiego che non solo appariva risolutivo per determinate questioni, ma anche molto ben remunerato. In particolare su questo io vorrei dare due riferimenti, diciamo, intercettivi che sono entrati a far parte della nostra chiaramente conoscenza. Il primo sul RIT 5237/12, il progressivo è il 5157 del 1° ottobre del 2012, nel sì, vabbè, sto citando i RIT, dico, a prescindere che ci siano o non ci siano, sto dando riferimenti oggettivi sulla base di... Diciamo, è una conversazione... Non sono intercettazioni agli atti di questo procedimento. Ma questo non vuol dire che non possa riferirne per dare il riferimento oggettivo. Scusi, come lo verifichiamo noi? Se non sono trascritte, poi se lo ricordo male forse c'erano, a prescindere che adesso controlliamo se c'è o non c'è, in ogni caso può senz'altro riferirne, poi chiaramente l'acquisizione della trascrizione è un discorso diverso. Vediamo un attimo, perché c'erano delle intercettazioni che erano state oggetto di richiesta. Allora, quindi abbiamo detto che il 5237, 5157, sì, eccolo qua, è tra quelli di cui è stata chiesta la trascrizione. Del 1° ottobre 2012, sì, Maggiore, 1° ottobre 2012. Confermo, sì. Presidente. Prego, Maggiore, scusi, l'abbiamo interrotto. Vado avanti? Prego. Dicevo, in questa intercettazione è una conversazione intercorsa fra Massimo Carminati ed Agostino Gaglianone, nella quale proprio il Gaglianone, riferendo di alcune minacce che evidentemente aveva ricevuto sul campo, riferì appunto dell'intervento di Santo Lucianino, lo chiamava. Questa conversazione, scusi, intercorre tra? Massimo Carminati ed Agostino Gaglianone.
lo chiama proprio Santo Lucianino, che ha risolto, diciamo, questo momento di tensione. Per questa attività, come dicevo prima, abbiamo un riscontro intercettivo anche del compenso che lo stesso riceveva per questo servizio, che era di circa 20.000 euro in un mese. A questo come riferimento do il RIT 6100/12, la conversazione è la 1329 del 10 ottobre del 2012 ed è una conversazione intercorsa fra Salvatore Buzzi e Vito Marchetto. Scusi, non ho capito, Salvatore Buzzi? Salvatore Buzzi e Vito Marchetto, che era un dipendente della 29 giugno. Quindi diciamo l'attività vi restituiva anche un dato formale, quindi di prestazioni di lavoro lato sensu intese da parte di Casamonica Luciano per conto di Salvatore Buzzi in relazione a Castelromano. In relazione a Castelromano, sì. Prego. Poi sempre sul tema venivano documentate ulteriori criticità per le quali poi veniva coinvolto sempre il a questo volevo vedere. Okay. Infatti la domanda che le avrei posto è proprio questa, cioè se in riferimento a quel campo di Castelromano, quindi a quella situazione, le indagini avevano registrato qualche, come giustamente ha definito lei, criticità, e se in questo contesto vi era risultato un ruolo di qualche tipo da parte di Casamonica Luciano. Quindi quali erano, se c'erano queste criticità, e se avete registrato interventi in qualche maniera di Casamonica? Sì, in particolare sono due i momenti che i colleghi registrano, nei quali appunto è stata poi chiesto l'intervento, in uno chiesto l'intervento e poi operato, e l'altro quantomeno paventato, di Luciano Casamonica per quanto riguarda il campo di Castelromano, in particolare uno nel novembre del 2012, allorquando c'erano state delle tensioni molto forti a seguito del trasferimento di alcune famiglie da un campo che per adesso non mi ricordo quale sia, nel campo di Castelromano, che come dicevo Presidente all'epoca stava collezionando un po' e svuotando i campi all'interno della capitale. In particolare venivano documentate le tensioni fra due gruppi che facevano parte di questo campo e facevano capo a due soggettività, segnatamente Cimic Kasim, detto Carlo, e Amidovic Nazad, detto Meo, i quali pretendevano di ricevere quantomeno una sorta di compenso per delle attività di pulizia del campo. Entrambi erano a capo di due associazioni di nomadi che già si occupavano di, quantomeno in maniera, non mi ricordo se formalmente, ma quantomeno sostanzialmente, della pulizia dei campi. Ora pretendevano la stessa cosa nel campo di Castelromano. Questa cosa da Salvatore Buzzi era vista proprio come una vera e propria estorsione, motivo per cui viene chiesta una riunione presso gli uffici, che mi ricordi sono gli uffici della cooperativa Impegno per la Promozione di Sandro Coltellacci, il 27 novembre del 2012. Su questo do dei riferimenti intercettivi, in particolare sul RIT 6100/12, il progressivo 1095 del 22/11 del 2012, è una conversazione fra appunto Sandro Coltellacci e Salvatore Buzzi, nella quale proprio Coltellacci gli dice di aver fatto una litigata con Carlo inteso appunto Kasim Cimic. Mi ripete il progressivo maggiore? Sì, 6100/12. Sì, no, questo è il RIT. Il RIT, mi perdoni, 6100/12, il progressivo è il 1095.
del 22 novembre del 2012. Ora, in questa conversazione appunto viene fissata una riunione, la necessità di una riunione alla quale doveva partecipare Luciano, cioè doveva partecipare Salvatore Buzzi e doveva partecipare anche Luciano, ovviamente identificato in Luciano Casamonica. Lo identifichiamo in Luciano, cioè viene identificato in Luciano Casamonica perché subito dopo questa conversazione ve n'è un'altra dove Salvatore Buzzi chiama l'utenza in uso a Luciano Casamonica sul RIT 6100/12, il progressivo è l'1132, al quale dà appuntamento per il successivo martedì, quindi il 27, presso gli uffici di Sandro Coltellacci. L'esito di questa riunione viene documentato, diciamo, subito dopo la conclusione di questa riunione, sempre quindi il 27 novembre del 2012, in una conversazione che Buzzi ha con Angelo Scozzafava. Angelo Scozzafava all'epoca era un dirigente del Comune di Roma, del 14° Dipartimento, che è il Dipartimento di Promozione dei Servizi Sociali, alla quale nella conversazione appunto viene citato il momento di criticità vissuto con questi soggetti, appunto Carlo e Meo, sul fatto che appunto questa era ritenuta una vera e propria estorsione da parte di Salvatore Buzzi, il quale non si voleva piegare a questa richiesta e quindi aveva fatto intervenire Luciano Casamonica. In realtà c'è Angelo Scozzafava, proprio perché anche lui era a conoscenza delle dinamiche e dei rapporti che c'erano fra Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, chiede addirittura se come mediatore si era portato Massimo Carminati per ridurre le pretese dei nomadi. In realtà poi Salvatore Buzzi dice no, non mi sono portato Massimo, mi sono portato Luciano, che è un grande mediatore. Ora, progressivo di questa conversazione? Sì, il progressivo è sul RIT 6100/12, i progressivi sono il 3445 e il 3446. Del 27 novembre del 2012. Quindi quando in questa conversazione si fa riferimento a Massimo da parte di Scozzafava, noi riteniamo che lo identifichiamo in Massimo Carminati perché dagli accertamenti svolti non risultavano iscritti come mediatori culturali di nome Massimo. Massimo Carminati era appunto una delle parti di interesse che aveva interesse diretto nell'esecuzione dei lavori in campo nomadi di Castelromano e poi era un soggetto di cui era già stato documentata la conoscenza con Angelo Scozzafava all'epoca dei fatti, e quindi noi lo identifichiamo il Massimo Carminati. Ora, successivamente a questo episodio, anche nel 2013 in realtà vi è un ulteriore momento di tensione, perché nel giugno del 2013 in particolare a Castelromano erano state inscenate da parte di alcuni ospiti del campo delle manifestazioni di protesta perché volto a ottenere il trasferimento in altre situazioni alloggiotive. Queste manifestazioni di protesta erano degenerate anche in cospicui danneggiamenti degli immobili presenti sul campo, e questa cosa aveva destato una forte preoccupazione di Salvatore Buzzi, ovviamente, perché primo attore nella gestione appunto e nei lavori appunto del campo, in particolare del settore F del campo di Castelromano. Quindi in questa circostanza viene registrata, questa volta è una intercettazione ambientale, del 20 giugno del 2013, il RIT è il 3240/13, il progressivo è il 1520,
ed è una conversazione registrata a bordo dell'autovettura Audi Q5 in uso a Salvatore Buzzi tra lui e Alessandra Garrone, la sua compagna, nonché anche lei dipendente della 29 giugno, del quale appunto parlavano di quello che stava accadendo, dei danni che questo poteva arrecare ai costi che questo poteva suscitare, quindi dai mancati guadagni rispetto alla gestione del campo, e anche in questa conversazione si hanno per noi due evidenze di interesse. La prima perché parlano di quelli che erano i guadagni mensili che dovevano essere corrisposti a Massimo Carminati. Quindi la percentuale mensile di guadagno che doveva essere corrisposta direttamente a Massimo Carminati, e quindi questo era riscontro del fatto dell'interesse appunto di Carminati e dell'investimento fatto. E poi del fatto che, in particolare, se non erro proprio la Garrone, sulla prospettiva di dover pagare il capomafia di lì, inteso che veniva identificato in Carlo, cioè quindi Cimic inteso come capomafia del campo, piuttosto che pagare il capomafia del campo, dice è meglio pagare Luciano, costa di più ma almeno non ci pieghiamo alle volontà del capomafia. Pagare Luciano per fare cosa? Per intervenire nei confronti del Cimic, cioè del capomafia del campo. Su questo però la conversazione, Salvatore Buzzi la chiosa dicendo che di questo comunque ne doveva parlare con Massimo, ovviamente chiaramente inteso come Massimo. Comunque, se ho capito bene, i due parlano di un possibile intervento di Luciano Casamonica anche qui per calmierare quelle pretese di quello che viene definito il capomafia di lì, cioè di Carla Sismic. Esattamente. Questo è. Esattamente. Ora, tutto questo contesto nel 2014 rileva direttamente e qui arriviamo al nostro segmento di indagine, perché proprio nel 2014 noi registriamo una serie di conversazioni in realtà, però importante, una conversazione ambientale presso l'area antistante il distributore Eni di Corso Francia, che era una delle basi operative di Massimo Carminati all'epoca, tra appunto Massimo Carminati e un avvocato, l'avvocato Cacciotti, il quale chiedeva l'intervento di Massimo Carminati nei confronti di alcuni soggetti evidentemente assistiti dallo studio, che evidentemente lo avevano intimorito e non volevano ottemperare le richieste dell'avvocato. Massimo Carminati, la provenienza di questi soggetti, la provenienza di questi soggetti soggetti rom, comunque dell'area rom. Il RIT è il RIT 2691/13, il progressivo è il 3254 del 27 marzo del 2014, e Massimo Carminati, rispondendo all'avvocato Cacciotti, paventa la possibilità di poter interessare Luciano, che lui conosce bene, quale soggetto di spicco per, chiamiamola così, la generalità indistinta dei Casamonica. Quindi a noi questo ci fa capire che Massimo Carminati, ovviamente il fatto che, quanto detto prima, cioè il fatto del peso effettivamente dimostrato da Luciano Casamonica nella gestione e nella regolazione di quelli che erano i rapporti tesi all'interno del campo, il fatto che Luciano Casamonica fosse imparentato direttamente con una serie di
Luciano Casamonica pregiudicato, imparentato con una serie di altri soggetti appartenenti alla medesima famiglia, anch'essi pregiudicati, e il fatto che Massimo Carminati lo ritenesse come interlocutore credibile per accedere al mondo della famiglia Casamonica, che lui dice sono 100 famiglie, qui bisogna sapersi orientare, quindi con Luciano invece riusciamo ad orientarci, ci faceva ritenere appunto che fosse ritenuto dallo stesso Carminati come un interlocutore di peso. Questa vicenda poi dell'intervento in realtà di Luciano Casamonica non abbiamo riscontro, perché poi il giorno successivo registriamo una conversazione nella quale è lo stesso avvocato la conversazione, mi perdoni, le do il riferimento del RIT, il RIT è l'1629/13, il progressivo è il 4774 del 28 marzo del 2014, tra appunto Massimo Carminati e l'avvocato Cacciotti, nel quale l'avvocato sostanzialmente dice: è vero, sono venuti in studio, comunque hanno dato quello che dovevano e quindi non ci sono stati problemi, e quindi l'intervento non era più necessario. Senta, e proprio ha fatto un accenno a questo, non so se è stato oggetto di vostro accertamento, cioè il fatto che Massimo Carminati si proponeva, ipotizzava di rivolgersi a Luciano Casamonica, come ha detto lei, come soggetto attraverso il quale potersi autorevolmente orientare all'interno del mondo dei Casamonica. Questi rapporti di cui ha parlato, familiari e non, di Luciano Casamonica, voi nell'ambito dell'indagine l'avete accertati? Avete fatto Abbiamo fatto degli accertamenti anagrafici, ovviamente. Adesso vediamo un po' se dovrei ritrovarli. Sì, allora, a quanto ci risulta, risulta cugino di quarto grado con Casamonica Armando, classe 72, pregiudicato per usura, associazione a delinquere per traffico di sostanze stupefacenti, con sempre cugino di quarto grado con Casamonica Luciano, classe 57, pregiudicato per stupefacenti, armi ed altro, con cugino di quinto grado questa volta con Casamonica Guerrino del classe 79, anch'esso pregiudicato per stupefacenti, e cugino di quinto grado sempre con Casamonica Rosaria, classe 73, anch'essa pregiudicata per stupefacenti. Va bene, Maggiore, io credo di averle chiesto tutto quello che interessava. Un attimo riverifico. Sì. Va bene. Grazie Maggiore. Va bene, ho terminato. Sentiamo le difese se hanno domande per il test, prego. Grazie Presidente, buongiorno Maggiore, noi ci conosciamo, comunque per il buongiorno portale, avvocato. Sono l'avvocato Ippolita Naso. Senta, alcune precisazioni. Lei ha fatto riferimento a questo rapporto anche formale di Luciano Casamonica con Buzzi e la sua cooperativa, ma all'epoca dalle vostre indagini avete verificato a quando risale il primo contatto di Luciano Casamonica con il mondo delle cooperative di Buzzi?
direttamente noi, perché era appunto, diciamo, è stato un segmento investigativo condotto dal secondo reparto investigativo, e a noi interessava, diciamo, l'acquisizione e la cognizione soltanto di quelle attività intercettive relative poi alla, diciamo, alla nostra prospettazione investigativa. Quindi questo accertamento è stato fatto, ma di cui io non conosco gli esiti, che se ne è occupato il secondo reparto investigativo. Sì, se ne è occupato, però ne abbiamo parlato fino adesso, se ne è occupato l'altro reparto. Questo ricorderà bene che è stato un problema di quel procedimento, che c'era un continuo rinviare all'altro reparto, però fino adesso ne ha riferito. No, Presidente, chiedo scusa. Posso? Posso precisare la domanda? Facciamo concludere la domanda e poi così formalizziamo l'opposizione. Nel senso che quello che lei ci ha riferito adesso fa riferimento all'arco temporale 2012 e a seguire. Quello che io chiedo è il risultato, anche se dagli accertamenti fatti dal secondo reparto, quando, in che epoca Luciano Casamonica è entrato in contatto con le cooperative e soprattutto perché. Sentiamo l'opposizione del PM, prego. Allora, diciamo, le domande introduttive non sono state fatte così giusto per far dire al maggiore chi fosse e che tipo di attività, ma era per far capire al Tribunale, ovviamente in primis, ma anche alle parti, che su questo sono probabilmente, anzi certamente più preparate di me, quale era l'ambito di indagine nel quale si è mosso il reparto in cui faceva attività all'epoca il maggiore, e quale fosse l'interesse delle pregresse attività che erano state registrate, pregresse attività intercettive che erano state registrate dal secondo reparto rispetto a quello che avevano captato loro. Quindi quella prima parte si andava ad inserire ad un elemento per loro di interesse, che erano i rapporti tra Casamonica, tra Carminati e altre realtà criminali, tra cui Casamonica Luciano, perché quelle conversazioni, almeno nella prospettazione, anche nella nostra prospettazione, erano convergenti rispetto ad un dato che loro captano in quello che è la base logistica di Carminati. La premessa era per far comprendere che quindi quelle attività, diciamo, si saldavano con quello che loro avevano avuto come focus di indagine, e che tutti gli accertamenti su questa questione erano stati fatti da un altro reparto, che è il secondo reparto. Però il maggiore ne ha riferito in relazione, seppur in linea generale, ha riferito delle vicende inerenti al campo nomadi, che infatti è una vicenda di cui non ci ha riferito lui nel processo principale. Sì, ma le ha risposto, ha detto che non sono accertamenti che ha fatto direttamente lui, io non so, era ma anche quelli di cui ha riferito non li ha fatti lui, quindi potrebbe essere un dato che lui ha acquisito, come ha acquisito quelli che ha riferito nel senso, se lo sa può rispondere precisando i limiti eventuali di una sua conoscenza, perché se non sono accertamenti diretti, però è pacifico che possa rispondere. Prego. Sì, ma poi se no faccio una domanda diretta. Su questo io non posso rispondere, nel senso non è un dato di cui ho cognizione, per i motivi appunto spiegati poc'anzi, nel senso che diciamo, seppur vero che noi abbiamo acquisito per in quanto funzionali alla nostra indagine, attività investigativa propria, alcune captazioni o accertamenti svolti da altro reparto, questo non era stato all'epoca ritenuto di interesse e quindi non è stato acquisito, quindi è un accertamento di cui io non sono a conoscenza. Allora le chiedo, almeno resta la domanda, poi lei mi dirà che non è in grado di rispondere, ma dagli atti che avete acquisito ricorda se è emerso che Luciano Casamonica entrò in contatto con la cooperativa da semilibero e in quanto affidato alla cooperativa di Buzzi da un provvedimento del Tribunale di sorveglianza? Di questo non ne sono a conoscenza. Va bene, prego. Va bene. Senta, ha fatto riferimento invece a questo rapporto formale di Luciano, che era, lei ha usato proprio questa espressione, mediatore culturale. Ecco, ci può riferire che cosa faceva il mediatore culturale e qual era la necessità in quella situazione che ci fosse un mediatore culturale?
Ora, sull'accezione di mediatore culturale, in realtà anche qui la mia non è un accertamento formale sulla qualifica di mediatore culturale, bensì è un riferimento intercettivo, perché sono gli stessi indagati che chiamano mediatore culturale Luciano Casamonica, ed è un accertamento, ripeto, che fa parte di quella serie di attività di cui non abbiamo avuto interesse ad approfondire, perché già approfonditi dall'altro reparto. Presidente, poi se al Tribunale interessano questi aspetti dovremmo chiamare qualcuno che è in grado di riferirceli, perché altrimenti così sono dati inseriti nel vostro fascicolo che però poi non hanno... Vediamo adesso la rilevanza, sì, poi valuteremo insomma se c'è un profilo di rilevanza. Una rilevanza su questo c'è, perché se Luciano Casamonica era inserito in quel campo come mediatore culturale, forse aveva una ragione di esistere in questo senso, magari diversa da quelle che ipotizza l'ufficio di procura. Allora le chiedo, le faccio una domanda diretta, sempre sulla base di quello che a lei chiaramente consta. Ricorda se in relazione alla presenza di questi nomadi all'interno del campo ci fosse un problema di comunicabilità con gli stessi? Allora, da quello che mi consta, cioè da quello che si rileva dall'attività intercettiva, non particolarmente, in quanto ho riferito poco fa dell'intercettazione nella quale lo stesso Coltellacci diceva di aver avuto una litigata furibonda con questo Carlo, che è appunto Cinic Casim. Ridò i riferimenti. Sì, ce l'ha già dati quelli prima. Non è quello, a me non interessa quello. Ricorda se... Da questo direi che non c'erano particolari problemi di comunicazione. Bisogna vedere cosa intende per comunicazione, il fatto di interagire nella loro lingua. Scusi un attimo, precisiamo che cosa intende lei quando fa la domanda, se c'erano problemi di comunicabilità o di comunicazione, non so come vogliamo dire. Questo intendo, cioè ricorda se Luciano Casamonica era lì anche per parlare nella stessa lingua rom con i rappresentanti, diciamo, del campo nomadi, perché poi lì erano strutturati in modo tale che ci fosse un rappresentante. Posso rispondere secondo quelli che sono i dati intercettivi che noi abbiamo acquisito, che ci inducono a ritenere che non c'erano particolari problemi di comunicabilità, in quanto a noi risulta per esempio che Sandro Coltellacci parlasse lingua rom o sinti, eppure aveva avuto una litigata con Carlo Cinic, quindi nel senso sul fatto che potessero parlare, ritengo che da quello che noi abbiamo, gli elementi che noi abbiamo, sì, parlando di idioma. Poi mediatore culturale è un'accezione, diciamo, più ampia. Questi sono tutti dati emersi nel corso di quell'istruttoria, quindi io ribadisco forse... Ma c'è anche la sentenza che è stata anche acquisita, non so se questa parte è stata oggetto di un passaggio e di ricostruzione in seno alla sentenza. Non ricordo tutti i passaggi. La sentenza è stata acquisita, quindi se fosse stata... Ma è stata acquisita quella di Cassazione? No, è stata acquisita tutte e tre le sentenze, no? Come 238 bis, sentenze di primo grado, sentenza di appello e sentenza di Cassazione. Quindi poi magari è possibile che questi aspetti che qui ovviamente vengono inseriti diciamo di contorno, diciamo, no? Rispetto ad una figura, possono anche magari aver avuto una spiegazione più compiuta all'interno della sentenza, questo poi lo valuteremo. Comunque diciamo la sua domanda era per comprendere anche noi come collegio, la sua domanda era se il ruolo fosse finalizzato a consentire alle parti di parlarsi perché utilizzano idiomi diversi o di parlarsi perché addivengano a più miti consigli e dialoghi tra di loro come idioma, quindi come attività di interpretariato potremmo quasi dire. Da questo punto di vista il testo ha dato la sua risposta. Sul punto no, perché lo riferisce proprio Sandro Coltellacci di aver parlato di aver litigato addirittura con Carlo al campo. Cioè da questo lei deduce quindi che non c'era impossibilità di dialogare, questo lei vuol dire. Si può litigare pure, voglio dire,
senza necessità. Sì, ma l'ha convocato, hanno organizzato una riunione, quindi ritengo che l'interlocuzione sia stata più articolata rispetto a un semplice litigio. Ripeto, Presidente, questi sono dati che io chiaramente traggo da tutta una serie di altri elementi emersi nell'istruttoria dibattimentale di quel procedimento che dimostrano che una delle ragioni era esattamente Presidente, questa. se facciamo le domande per favore, poi il resto lo faremo in requisitoria e in arringa. Domande, no, ma non un sto facendo testimone domande, che non è in grado di arringa, rispondere. avvocato, Avete dicendo citato che qui un testimone che non ha fatto gli accertamenti di cui chiedete. Lei ha delle facoltà di legge che le consentono di eventualmente, laddove ritiene, avanzare le richieste 507 per provare le circostanze. Che deve riferire su non sono accertamenti che non ha mai domande, fatto. sono considerazioni rispetto alle quali io mi oppongo, Presidente, perché i processi si fanno le domande, non si dice un altro processo Domanda è stato provato. un testimone che non è in grado di rispondere, quindi no, ci il testimone dovrebbe le ha spiegare. risposto abbondantemente, avvocato, solo che non le piace la risposta e quindi fa una ringa a me, di guardi, conseguenza. piacciono molto più che a lei, perché non ha risposto nulla di significativo. Avvocato, queste sono considerazioni. Infatti, invito il Tribunale ma perché vi dovete mettere a discutere? A far interrompere l'avvocato nelle sue considerazioni e a porre delle cerchiamo domande. cioè nel senso, queste poi lei dopo, all'esito dell'esame del testimone, se vedrà di articolare delle richieste, lo può fare anche alla fine. Adesso cerchiamo di non spezzettare magari l'esame. Però è ovvio che se io faccio domande su cose che lui chiaramente non ha fatto, non mi può rispondere. Allora perché portano testimoni che non hanno fatto per favore le domande, Presidente, possiamo discutere quanto vogliamo. Deve fare le domande, deve fare considerazioni su utilità, inutilità, cosa si fa e cosa non si fa. Manteniamo la domanda. Ognuna delle parti, scusi avvocato, la prego. Ognuna delle parti si confronta sulla base anche dell'attività istruttoria che viene articolata sulla base delle richieste. Ci sono state delle richieste, quindi questo passaggio era noto, no? In qualche modo. Adesso lei finisca il suo esame. Se all'esito di questo esame ritiene di articolare le richieste, io ho preannunciato che c'è comunque la sentenza di merito e di legittimità che è stata acquisita, cioè la sentenza irrevocabile è stata acquisita. Quindi non escludo, io non conosco per intero la sentenza, non escludo che ci possano essere dei passaggi che potrebbero anche essere semplificativi su quelle che sono gli interessi della difesa. Però adesso magari concludiamo l'esame, così. Prego. Ricorda anche che presso il campo nomadi di Castelromano, durante la costruzione del campo, si verificarono degli episodi di furti e danneggiamenti, e anche questi portarono alla necessità di mettere un servizio di guardiania? Dunque, mi ricordo di difficoltà, perché ci furono riferite, di difficoltà sul campo, però in fase di costruzione, però non saprei circostanziarle. Quindi episodi di furto o danneggiamento non li ricorda? No, ho detto una cosa diversa, non saprei circostanziarli, nel senso che è un'acquisizione che ho come patrimonio informativo, ma non riesco a collocare. Scusi, quindi per esplicitare il suo pensiero in modo più chiaro, le risulta che vi furono, ma non è in grado di indicare i singoli episodi? Non sono in grado di indicare i singoli episodi e collocarli nel tempo soprattutto. Vabbè, io non volevo sapere i singoli episodi. Se c'erano stati dei furti e danneggiamenti, e ricorda quante erano le persone che sono state messe sul campo a svolgere questa attività di guardiania? No, non è un dato che ho acquisito. Però ricorda se era più di uno? Ripeto, non è un dato che ho acquisito. E se tra questi ci fosse anche Luciano Casamonica? È un dato che continuo a non avere acquisito. Non voglio innervosirmi io, avvocato, cortesemente. Io non voglio innervosirmi oggi, perché bisogna avere rispetto di tutti dentro un'aula di tribunale. Bisogna avere rispetto di tutti dentro un'aula di tribunale, avvocato, così come c'è il rispetto della sua persona. Che è successo? No, non è rispettoso lei nei confronti e del tribunale e del testimone. Ma che succede? Si può sapere che sta succedendo? C'è sfuggito qualcosa? Che è successo? Con calma, Tra le retrovie serpeggiato qualcosa, qualche battuta di troppo, forse. Immagino. Immagino questo. In un'aula di tribunale non credo sia consentito. No,
No, tra l'altro devo dirlo perché l'ho già detto in un'altra occasione, spesso vengono chiusi i microfoni ovviamente devono essere chiusi quando uno non te lo dico al parla. microfono, Se mi uno sono non- chiesto no, che scusi, cosa abbia avvocato, accertato scusi. questo testimone ai fini di questo processo. No, non ha chiesto questo, poi non l'ha Avvocato, chiesto così, non l'ha chiesto in qualcosa. questo modo, avvocato. Avvocato, scusi. E lo sa benissimo. Avvocato, scusi, siccome leggo dalle trascrizioni che spesso ci sono cose dette fuori dai microfoni, ora per carità, qualche cosa che sfugge, ma siccome mi pare che non siano cose che sfuggono, chi si assume Sono la intervenuta la voglia- terza volta, Presidente, che ho sentito, io la terza, non alla prima, non noi alla for- seconda, alla terza. Noi fortunatamente da qua non sentiamo, diciamo che le battute non si devono fare, l'ho già detto tante volte Questo era anche il mio a persone più commento anziane di e lei. l'ho ridetto No, perché le ai fini battute, della se no anche se io trascrizione. anch'io mi mettessi a fare battute tutti, cioè non è il luogo di fare battute, questo qui Presidente. cerchiamo di mantenere la serietà, poi c'è magari chi le riceve, chi non fa finta di non sentirle, chi invece giustamente si innervosisce a sentirle. Quindi no, ma io vi invito, se fossero battute, io non le ho sentite, ma immagino che se c'è stata una reazione così focosa qualche battuta c'è stata. In ogni caso, siccome insomma le battute non è il luogo per fare battute qua stiamo lavorando, quindi anzi se evitiamo queste polemiche possiamo anche finire più velocemente oggi. Prego. Senta, è emerso dalle vostre indagini quando e se c'è stato un contatto diretto e quindi un incontro tra Massimo Carminati e Luciano Casamonica? Dalle nostre proprie indagini, quindi come reparto anticrimine, non me ne ricordo, non me ne sovviene al momento. E dalle indagini del secondo reparto? Non ne ho idea. Non ne ha idea. E un'ultima domanda. Lei ha fatto riferimento a una conversazione tra Buzzi e Scozzafava nella quale si parla di un Massimo e lei ha detto che avete voi dedotto che si trattasse di Carminati. E allora le chiedo prima, come domanda diretta, è emerso dalle vostre indagini la figura di Massimo Colangeli? Massimo? E se sì, Massimo Colangeli. E se sì, se ci sa dire chi è? Dalle nostre indagini no. E da quelle del secondo reparto? Non mi risulta, ma non le ho fatte io. Cioè quindi non lo puoi escludere. Non lo posso escludere. Questi sono tutti i dati emersi poi nel corso dell'istruttoria. Senta, ma tutti i dati che ci ha fornito fino adesso rispondendo alle domande del pubblico ministero, lei li ricava da dove? Da quale atto di indagine? Lei ha davanti a sé un computer? Sì. E che cosa ha visionato? Dal computer è soltanto aperto. Sì, intendevo dire in aiuto alla sua memoria. Da quelli che sono gli atti che noi nel corso dell'attività di indagine abbiamo acquisito appunto per in questo in particolare per capire chi fosse Luciano Casamonica e che ruolo avesse avuto all'interno del campo nomadi e solo esclusivamente in questa prospettazione. Sì, questo l'ho capito, volevo sapere qual è l'atto le informative. In grado di indicare qual era l'annotazione. Le informative, se volete posso riferire quali sono, cioè nel senso posso ritrovare qual è l'informativa sulla rispondenza, perché avere questo dato così di dettaglio volevo avere questo dato perché queste domande che ho rivolto al Maggiore e che il Maggiore appunto non è stato in grado alle quali non è stato in grado di rispondere sono contenute negli atti che deve aver necessariamente visionato per riferire di fatti che gli atti di non indagini, sono di sua... Gli atti di indagini eseguiti dal suo reparto? No, siccome il suo reparto non ha fatto indagini su questo aspetto delle indagini, su questo aspetto, per riferirne deve necessariamente aver preso visione di atti. Scusi, non avete fatto siccome poi quando io faccio domande mi dice che non è in grado di rispondere, volevo sapere cosa ha visionato. Non mi sembra che il test finora avesse detto questo. Voi non avete fatto nessuna indagine su questa vicenda? Specifico meglio, Presidente. Specifica allora meglio. Le attività di indagine, cioè l'acquisizione di singole risultanze derivanti dall'attività di indagine del secondo reparto venivano fatte nel momento dello scambio che veniva fatto informativo tra i due reparti di atti e di informazioni. E quindi si tratta della singola intercettazione, del contesto in questa intercettazione veniva inserita, senza approfondire tutto il resto che faceva parte invece del segmento investigativo proprio del secondo reparto. Quindi le intercettazioni che ho citato
all'interno sollecitato dalle domande del pubblico ministero erano intercettazioni da noi acquisite, cioè quindi di cui abbiamo avuto conoscenza soltanto in quella limitata prospettiva di sostanziare e verificare l'effettiva presenza di Luciano Casamonica e il suo ruolo all'interno del campo. Il resto non è stato di nostro interesse acquisirlo e non lo abbiamo acquisito. Ora è chiaro che poi il secondo reparto investigativo ha fornito alla Procura due attività di refertazione riepilogativa delle attività, come d'altra parte anche noi come reparto anticrimine abbiamo fatto all'epoca, ma come loro non conoscono nel dettaglio tutta quella che è la nostra attività ovviamente di investigativa, noi allo stesso modo, io in particolare allo stesso modo, non ne conosco, quindi avendo acquisito soltanto in maniera, se vogliamo, a volte anche puntiforme, quelle che potevano essere delle risultanze investigative funzionali alla nostra a sostegno alla nostra prospettazione. Quindi, ed ho terminato, lei non sarà neanche in grado di dirmi se le risulta che la cooperativa riferita a questo Massimo Colangeli, la cooperativa Coos, si occupò dell'allestimento del campo nomadi. Non sono in grado di riferire su questo. Va bene. Presidente, io ho terminato e mi riservo di produrre documentazione a riscontro di queste domande che ho formulato al Maggiore, e credo che parte di queste risposte si trovino proprio nelle sentenze di merito. Va bene. Grazie. Altre domande? L'avvocato Sì, Pellicano? grazie Presidente. Avvocato Pellicano, in sostituzione degli avvocati Giraldi e Garcea per la posizione del signor Luciano Casamonica. Presidente, in realtà vorrei solo anticipare che credo che l'avvocato Garcea, proprio rispetto a questi rapporti formali, provvedimento del Tribunale di sorveglianza e il regime alternativo del signor Luciano, abbia fatto già una nota di produzione documentale contenente quel provvedimento al quale si riferiva la collega Naso, sul quale ovviamente il Maggiore non era in grado di rispondere, nonché anche i contratti di assunzione. Se così non fosse, perché io non ero presente in tutte le udienze, quindi ho la ricordo ma non ricordo la data, mi riservo di produrlo ovviamente per la non successiva sembra, udienza. però per allora, essere precisi proprio a riscontro di quello che noi sosteniamo, che ovviamente è un dato che manca da questa deposizione, produrremo una produzione specifica di questa documentazione. Ora vengo a lei, Maggiore, sarò brevissima perché la collega Naso in realtà ha anticipato tutti i miei punti, quindi proprio due domande molto veloci. Ora, lei ci ha riferito, del tenore di alcune conversazioni e talune intercettazioni che ha poi precisato con RIT e PROG. Volevo capire, ma il dato che è emerso da queste intercettazioni lo avete verificato magari con o lei o il secondo gruppo con un'attività, per dire, di osservazione compedinamento, accertamento in loco di questa presunta attività di intermediazione culturale piuttosto che di vigilanza? Quindi si è sostanziato questi dati intercettivi con anche dei servizi di OPG, esatto, o altri, volti a verificare, se ho ben compreso, se quel ruolo fosse poi effettivamente svolto. Questo è il senso, no? Sì, sì. A mia conoscenza no, cioè nel senso, come reparto anticrimine noi abbiamo fatto servizi diretti per verificare se Luciano Casamonica facesse effettivamente il mediatore culturale. Non l'avete fatti? No, noi non l'abbiamo fatti. Ho capito. Che le sappia il secondo gruppo li ha fatti? Che le risulti? Questo non lo so, non lo posso escludere, ma non ne ho idea. Ho capito. Lei, sempre riferendo a talune conversazioni, chiaramente non le riporto, non le ripeto, ha parlato anche di un compenso che, se non sbaglio, ha quantificato in circa 20.000 euro. Anche questo dato mi chiedevo, quindi ripeto la stessa domanda, se c'è una verifica, non so, patrimoniale, versamenti, tracciabilità, il dato proprio anche del quantum di denaro al quale si riferisce? No, noi questa verifiche patrimoniali non ne abbiamo fatte come reparto anticrimine. Ho capito. E neanche il secondo gruppo, o non ne ha conoscenza? Questo non ne sono a conoscenza. Capito, scusi, specifico perché logicamente eravate in due. Altra piccolissima domanda riferita alla domanda che la collega le ha fatto poco fa, cioè di questi presunti furti, le ha chiesto se era a conoscenza eccetera, di un'attività di vigilanza. Non mi ripeto ovviamente sulla domanda, ma volevo chiedere se avete fatto anche rispetto a questa circostanza, lei o il secondo gruppo, che lei sappia ovviamente,
un'attività di controllo, di verifica in loco, sempre o con pedinamenti o con altro tipo di attività di indagine, per verificare che effettivamente ci fosse una vigilanza, conturnazione, compenso, un rapporto formale rispetto a questa vigilanza? Come reparto anticrimine noi abbiamo fatto questa attività, non l'escludo che l'abbia fatto il secondo reparto. Ho capito, quindi per potrei dire, per abbreviare un po' il tutto, voi vi siete limitati a raccogliere il dato intercettativo, non è stata fatta alcun tipo di indagine anche a riscontro di quello che è emerso dalle conversazioni, rispetto al signor Luciano ovviamente, ci mancherebbe, non intendo altro. Rispetto al Casamonica Luciano no, come reparto anticrimine non abbiamo fatto ulteriori accertamenti, insomma, Non avete fatto? Non abbiamo fatto ulteriori accertamenti rispetto a quelli che noi avevamo già rispetto ai rapporti che ed erano pubblici fra Luciano Casamonica e Salvatore Buzzi. Questi rapporti formali di cui parlavamo poco fa? Assolutamente. Ho capito. La ringrazio, non altre domande. Prego. Bene. Sono altre domande? No? Grazie, se non ci sono domande di chiusura da parte del PM, grazie, si può accomodare. Grazie Presidente. Va bene, allora oggi abbiamo finito abbastanza presto. Signor Presidente, mi scusi da Caltanissetta, mi sente? Aspetti un attimo. Sì, pronto? Quello lì che non era più potuto Amadei, Ah, sì. Quell'udienza che abbiamo rinviato perché non abbiamo potuto trattarla, perché c'era Ah, sì, no, mi ricordavano le colleghe che c'era una riserva del pubblico ministero di produrre il verbale di SIT di Carpentieri? Ah, ok, perché quel test è il test quello deceduto? Sì, è il test deceduto, quello che era deceduto già da quell'udienza che abbiamo rinviato. Va bene, allora c'è sempre la riserva del pubblico ministero. C'era qualcuno che voleva intervenire dal sito? Aspetta. Pronto? C'era qualcuno che doveva intervenire? A posto. No, prima dovevo intervenire, ma a posto comunque, scusi. Va bene. Prima che chiudiamo l'udienza per rinviarla giovedì prossimo, dove dovrebbe essere proseguita e credo ultimata la deposizione del test Cortese. Presidente da Lecce, mi scusi. C'è anche? Il 21? No, volevo un attimo, quando ho l'attenzione degli avvocati, poi un attimino, aspetto anche un secondo se state parlando. Perché... No, siccome siamo alle battute finali rispetto all'acquisizione delle prove di accusa, a parte gli interrogatori, gli esami che sono stati chiesti comunque dalle parti, volevo sapere se gli imputati intendono sottoporsi ad esame e se sì, chi intende farlo. Questo per dare anche a voi già almeno a partire da giovedì prossimo l'indicazione per le audizioni dei testi a difesa, a discarico, in modo da poter programmare le attività, le citazioni da parte vostra dei vostri testi. Quindi vorrei capire... Presidente da Lecce, mi scusi. Un attimo solo, scusi, aspetti un attimo, prego. No. Vediamo se vorrei capire. Per quanto mi riguarda, quindi i miei assistiti, esame no. Al massimo dichiarazioni spontanee. Va bene, come hanno fatto un po' nel corso anche un po' di sicuramente processo. Le preannuncio già che Giuseppe Casamonica intenderà rilasciare delle dichiarazioni spontanee, non brevissime, quindi poi dovremmo trovare un momento in cui... Va bene, poi chiaramente dichiarazioni spontanee sono sempre dichiarazioni spontanee, non possono avere il pregio di un esame lunghissimo, perché chiaramente se non si sottopone al contraddittorio può fare delle dichiarazioni puntuali, peraltro le ha fatte nel corso di tutto il processo, quindi può fare eventualmente uno scritto se vuole mandare una sua memoria, forse è più utile, piuttosto che un... No, vorrebbe fare dichiarazioni, ma non ho detto che dureranno 3 ore, però neanche 3 minuti. Ecco, va bene, no, possono essere anche più lunghi, evidentemente i 3 minuti ci mancherebbe, però se devono avere il pregio, quello che volevo dire per suggerire anche come metodo di prosecuzione dell'attività istruttoria, se vogliono avere il pregio di
una dichiarazione spontanea molto articolata che vuole essere una sorta di memoria, conviene veramente fare una dichiarazione della parte che costituisce una memoria ex articolo 121, perché tanto dichiarazioni spontanee sempre sono, no? Non c'è contraddittorio. Quindi su assistiti no, a parte questa precisazione. Per quanto riguarda gli assistiti, arrivederci, grazie Maggiore. Per quanto riguarda gli avvocati, l'avvocato Di Michele, alcuni sono uguali. Perché volevo anticipare solo la questione anticipata. Per quanto riguarda gli altri, noi stiamo valutando, siccome stiamo finendo gli ultimi ascolti del materiale che avevamo richiesto al pubblico ministero, stiamo valutando appunto l'ipotesi di fare poi perché l'esame. l'esame degli imputati dovrebbe aver luogo, e siccome già lunedì prossimo, da come comprendo, forse c'è un solo test, lunedì della prossima settimana, il 21, prima della chiusura. C'è Di Marzio Giustino anche, no, e c'è anche un test di PG, adesso non ricordo il nome. Ceccagnoli. Ok, quindi sono due testimoni sicuramente, Presidente. Va bene, no, era per capire, per valutare quindi se alle udienze di ripresa, che abbiamo la prima udienza il 14 gennaio, quale attività istruttoria fare. Quindi va bene, magari ci pensate in modo che alla prossima udienza però vorrei avere delle risposte abbastanza chiare, perché altrimenti andiamo subito a sentire i testi della difesa e se c'è la fase degli interrogatori, se ci sono esami, verranno prodotti dalle parti, si riterranno di farlo, va bene? Quindi andiamo. Sì. Sì, poi mi dicevano, in un'udienza che sono mancato sono state fatte tante cose, c'era una riserva che era pendente per poter eventualmente esprimere il consenso alle acquisizioni delle SIT rese da Amadei, dalla Teste Amadei, che era credo la suocera, la compagna del padre della Cerreoni, che è una signora di una certa età, malata, che abita fuori, eccetera. Mi dicono che c'era stata una riserva di poter esprimere un consenso all'acquisizione delle SIT di questa signora, perché altrimenti credo che dovesse essere oggetto di citazione. Presidente, io confesso, sono sincera, che non le ho viste. Lo faccio per l'udienza di giovedì. Noi ci vediamo giovedì, giusto? Sì. In quell'udienza dirò se presta o meno il consenso, tanto comunque non la sentiremmo adesso, la dovremmo sentire. Poi però diventa difficile, possiamo fare così per cercare di venire incontro alle esigenze di tutti, magari se lei, siccome credo che sia di poco momento la lettura di questa deposizione, no? Se lei la può anche anticipare all'ufficio del pubblico ministero, del dottor Luciano o forse del dottor Musarò, che in genere segue le citazioni, mi sembra di capire, in modo che possa anticiparla per l'udienza di lunedì, perché sennò poi andiamo via, perché l'ultima udienza è lunedì e non vorrei andare con una coda di un ultimo test del PM a gennaio, francamente. A gennaio già vorrei, già da giovedì, poter programmare l'attività istruttoria a partire dalla ripresa, va bene? Quindi magari se ve lo anticipate, d'accordo? Allora andiamo all'udienza. Allora, c'è un sito che voleva intervenire? Lecce? Sì, Presidente, c'è Spada Ottavio che ha bisogno di interloquire. Buongiorno al Tribunale, io ho lo stesso problema di Spada Domenico, nel senso che non posso più chiamare alla mia convivente Spada Cristina. Guardi, ascolti però, io veramente sono molto paziente. Spada Ottavio, scusi un attimo. Io sono molto paziente, ma lei ripone sempre questa questione. Io già le ho detto che è una questione diversa, perché Spada Cristina è convivente. Ci sono provvedimenti già assunti reiteratamente dal Tribunale. È inutile che tutte le volte propone la stessa identica questione, come se fosse una questione nuova o addirittura una questione su cui il Tribunale non si è pronunciato. Quindi su questo le tolgo la parola, perché lei l'ha già detto reiteratamente e quindi tutte le istanze sono state oggetto di valutazione. Allora, andiamo all'udienza già calendarizzata di giovedì prossimo, quindi 17 dicembre alle ore 9, sempre presso l'aula qui di Rebibbia, con le medesime modalità di oggi. L'udienza è tolta.